Challenge, quarta puntata, ce le daremo anche in questa occasione a colpi di bellezza, perché vi dico già da subito che la terza è stata caratterizzata da un boom, l'effetto wow. Ormai noi abbiamo coniato questa frase che è nostra, anzi invito gli autori, mi auguro che l'abbiate depositata, perché l'effetto wow. Vi dico, terza puntata, record addirittura di votazioni. Incredibile, meraviglioso. Questo vuol dire che il nostro messaggio di stile, di bellezza sta andando, sta decollando. E allora non voglio perdermi in chiacchiere, vado a perdere alcuni minuti per presentare loro, la mia giuria. Io quando penso a lui, io penso al mio punto luce, Mirko Cheyenne. Mi piace un minimo, mi aspetti al Mykonos, in ogni rendezvous, luci si dicono. E che punto luce! Chi non c'ha il fisico, stasera non... Il colore all'interno di questo studio, c'è poco da fare, è lei, Cristina Bozza! Se fai così mi togli l'anima, che cosa stupida, la cosa importante non è, tu con chi fai l'amore. Sì, benvenuta, Grazie. come va Cri? Benissimo, grazie. Bene. È lui, il mio pignolo, il tecnico, il rigido, il cattivello della situazione. Signori, Claudio Parella. A mezzanotte col salto nel blu, diceva Il buon Morella, eccolo qua. Ciao Marco. Come va? Bene, bene. Allora, un presidente di giuria importante, in stile con quello che è il messaggio, il mood di questo programma. Ma non vi svelo nulla, ne parleremo con lui, ve lo voglio presentare, signori, Sergio Milano. mi aspetti al Mykonos, in ogni rendezvous, luci si dicono, chi non è libero, chi non c'ha il Sergio, Grazie. allora, come va? Bene, emozionato ma molto molto bene. Sei emozionato? Io ti ho definito in linea con questo programma che tu mi hai detto mi sono visto le prime 3 puntate Sì. e mi sono innamorato di Ma questo. io infatti, guarda, colgo l'occasione per ringraziarti di persona, sia te, gli autori e tutto lo staff e tutta la nostra produzione, per avermi ospitato in questo programma meraviglioso e ricco di talento, devo dire, come Lookmaker Challenger. E io ti ringrazio, per me stare al fianco di questi mostri sacri è un privilegio. E ti ringrazio ancora di cuore. Allora, per noi intanto a noi fa piacere, perché è sempre bello, il nostro obiettivo è quello di raggiungere l'estrosità, ok? Sì. La frizzantezza. Anche quel pizzico di follia che non basta bravissimo. mai nella Quel vita. pizzico di follia che dà comunque, è l'ingrediente più bello all'interno di un programma, che non lo appiattisce, diciamo. Assolutamente, ma qua ne vedremo delle belle. Sei pronto? Io, Ma tu vuoi carichi- essere un po' più cattivo o un po' più buono? Io sono buono. Tu sei buono, detto con sta Allora, Buonissimo. Io ti invito ad accomodarti, prego. Ti ringrazio, A fra grazie poco, tante. E vado a presentare le mie squadre, 4 squadre che si daranno battaglia nei due test. Lo speed test, che durerà 15 minuti con votazione da 1 a 5, e poi quello che solitamente, anche nelle 3 puntate è stata così, ribalta un pochino quello che è il risultato, e quindi Lookmaker Test, 45 minuti con una votazione da 1 a 10, dove lì c'è lo sprint finale. E allora inizio dalla mia sinistra con Cassano Magnago. Chetti, giusto? Giustissimo, ciao a tutti, sono Chetti, vengo da Cassano Magnago, sono qui con make-up artist Laura e la nostra fashion stylist Gisella. Bene, alla mia destra andiamo in quel di Mestre. Buonasera a tutti. Sono Federica Tosato, io vi presento alla mia sinistra Chiara, che è la make-up artist, e alla mia destra la nostra stylist Giusy. Grazie. Facciamo un volo pindarico verso Alghero. Ma che vedo? Mi sbrilluccicano. 2-1. Che... Vedo doppio? Che belle. Benvenute. Benvenute. Allora, sono Marcella, lavoro ad Alghero e insieme a mia sorella gemella
e spero di divertirmi insieme a tutto lo staff. Benissimo, allora benvenute, grazie. Andiamo in quel di Sciacca. La capitana, prego. Ciao, sono Lea, vengo da Sciacca che è in provincia di Agrigento. Qua ho la mia stylist Alessia e la mia make-up artist Daniel. Speriamo di divertirci, siamo con uno spirito frizzante. Assolutamente, ci divertiremo. Signori, vado a presentare la mia direttrice didattica, Lookmaker Institute, signori, Stefania Fornoni. Ciao Marco. Ciao Stefi. Allora, ho aperto la puntata dicendo che la terza puntata è stata pazzesca. Abbiamo raggiunto un record addirittura di voti. Di grande livello di lavori, Di altissimo davvero, livello. davvero. Nella varietà abbiamo veramente potuto apprezzare il grande impegno e una progettualità interessanti. Addirittura giusto per dare un lato statistico, Sì. un numero statistico, la quarta classificata dell'ultima puntata, quindi della terza, nella seconda avrebbe vinto. Sì, Per davvero. l'alto punteggio, quindi vuol Esattamente. dire che abbiamo raggiunto Stiamo un livello sal- stratosferico. Stiamo salendo decisamente. Vero? Sì. Io ho già anticipato il test, il primo, Ok. è uno speed test, 15 minuti, votazione da 1 a 5. Io direi, perché li vedo, trepidanti. Pronti? E Vero? quindi lanciamo. 3, 2, 1, Via. vai! Don't know when my nights became so complicated. Can't recall my mornings, everything is faded. Maybe this is called my definition of jaded. This stays on my mind. This stays on my mind. Trying to put a muzzle on my crazy feelings. One minute I'm cool and then the next I'm tripping. No, with somebody new, I swear she don't deserve it. Oh, it's still on my mind. She's still on my mind. Did we build it up, just to let it wash away? Tell me, did I lace you up, just to watch you run away? Please tell me who's getting on my love, who's getting on my love? Tell me who's getting on my time? All of that used to be mine. Oh, who did you teach what I taught you? Better not give her my nickname. I don't like thinking about it. I swear that it's wearing me down. No, but tell me who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Who's getting all of mine? Who's getting all of Sono trascorsi 5 minuti. Cristina, Sì, prego, eccomi. facciamoci... Dove mi porti? Ce ne andiamo a Mestre? Andiamo, andiamo. Vai, vai. Prego, cara. Allora, Federica, cosa ci racconti di te? Ti racconto che intanto ciao Cristina. Ti racconto che sono tanti anni che faccio questo lavoro, sono figlia d'arte, i miei genitori sono parrucchieri tutti e due, perciò sono nata in mezzo proprio ai capelli. Tanti anni, quanti anni? Non si dice, perché Bene, si va scopre bene, l'età. lasciamo. Sono solamente 42. Solamente. Solamente Complimenti. 42. Cioè, eri piccolina. Ero più o meno. Hai ero iniziato più o piccolina. meno 3 anni a lavorare. Più o meno sì. E niente, che devo dire. Cosa ti piace di questo più di questo lavoro? Guarda, l'evoluzione. A me piace l'evoluzione, sono sempre in continua ricerca di qualcosa, perché secondo me il nostro lavoro è fatto di moda e ovviamente essendo fatto di moda c'è bisogno di novità Brava, in è tutti vero, i è vero. sensi. Dove è il salone? A Favaro Veneto, che è in provincia di Venezia. Grazie. Prego. Allora, mi raccomando, il tempo scorre, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando.
l'emozione, non fatevi prendere dall'emozione, vi vedo, vi scruto, vi controllo. Allora, Mirko, vieni con me tesoro, vieni, il mio punto luce. Dove mi porti, Marco? Ce ne andiamo in quel della Sardegna, che ne dici? Ok. Dai, Guidami, andiamo ad Alghero. guidami. Prego. Ok, da queste splendide ragazze, bellissime, Grazie. due bellissime gemelle, raccontatemi un pochino di voi ragazze. Allora, vediamo se riesco a fare due cose. Allora, noi vediamo da Alghero, è sempre stata la nostra passione fare le parrucchiere. Chiare? Pensa che io quando ero piccola tagliavo i capelli a tutta la scuola, tutte le bambine. Ti esercitavi, Sì. le usavi come Sì, cavie come per modelle, arrivare. come modelle. Bravissima. È quello che comunque serve nel nostro settore, mettere Certo. sempre Beh, in secondo me atto. ci devi Più fai- nascere. Brava, è vero. Questo è vero, un dono. Il nostro È lavoro, vero, comunque è un l'arte dono. è qualcosa di magico, no? Che comunque in qualche modo ce l'hai dentro, quindi più eserciti, più ti formi fondamentalmente. È vero. Come già state facendo in questa sala, il confronto tra una e l'altra, e questo vi lascia tantissima esperienza, quindi esentatevi un pochino dalle telecamere e concentratevi sul vostro lavoro. Ottimo Grazie. consiglio. Grazie. Ottimo consiglio. Prego Mirko. Claudio Morel, prego, con me. Dove vuoi andare? Dimmi tu. A Cassano? Lascia te, a Cassano. Vai, a Cassano. Tra l'altro vicino a casa mia. Ah, vedi? Ah, sì? Assolutamente. Nel frattempo che ti lascio lavorare, raccontami un pochettino di te. Cosa... Niente, io sono nata e cresciuta con due sorelle che fanno il mio stesso lavoro. Ah, quindi Quindi già una cosa all'età in di famiglia, 5-6 ok, anni quindi le povere è una Barbie professione- le massacravo. Ok. Facevo già tagli, trecce, riprese. Quindi tu sei la capostipite, giusto? Ok. Fantastico. E niente, sono ormai, vabbè lo dico tanto non li dimostro, sono 33 anni che faccio questo lavoro ed è la mia passione, far belle le donne è sempre stato il mio sogno e la mia passione Certo. di vita. Assolutamente. Puoi darmi qualche indicazione di quello che state realizzando? Stiamo facendo uno styling per una serata, Bello. un aperitivo Ok, con le quindi amiche, una una cosa cosa molto molto easy, tranquilla, molto semplice. easy, semplice ma elegante Ho capito. allo stesso tempo. Sergio, vieni! Eccoci! Indovina dove ti Pronti? porto? Sei pronto a viaggiare? Penso a Sciacca. Adoro Sciacca. Eccoli, prego. Complimenti, Ciao, raga. grazie. Complimenti. E Grazie. posso farti dei complimenti perché sei una bellissima donna. Grazie. E volevo, prima che mi parlavate di voi, che cosa avevate in mente, la vostra idea? Intanto, Allora. la comunicazione di servizio sono 10 minuti trascorsi. Ai ai ai. Allora, Cinque ti al dico termine. subito, pochi secondi, Brava. la nostra Marisa va a colazione con un'amica Sì. di mattina, fresca, libera di poter parlare di ogni cosa, quindi è anche eccitata, non vede l'ora di raccontare le ultime monellerie fatte e vediamo quello che verrà fuori. Sicuramente un bel lavoro, lavorate tranquille, non è facile davanti a una telecamera, microfonate, ma state tranquille e serene. Grazie. Bocca al lupo. Grazie, Sergio, viva grazie. il lupo. Grazie a Prego. voi. 4 minuti al termine, la mia direttrice, eccola qua, Stefi. Eccomi qua. Allora, c'è un bel ritmo. C'è un bel ritmo, sono tutti molto concentrati e quindi vogliamo vedere un po' il lavoro che fanno. Volevo dirti una cosa, Sì. Marco, a proposito della nostra Lookmaker Institute. Come sai, noi insegniamo la consulenza d'immagine a tutti i professionisti che si occupano di benessere, di Certo. bellezza, di moda. E devo dire che, e anche questa trasmissione lo dimostra, la consulenza d'immagine è la nuova frontiera. Tutti quanti a casa e tutti i consumatori ormai sono beh, attenti, esigenti, arrivano preparati e vogliono delle risposte giuste e quindi è molto bene che si capisca che queste competenze possono essere calate all'interno delle professioni per far evolvere proprio la loro identità sul mercato e renderli dei punti di riferimento. Dei punti di riferimento. Prima sembrava un argomento dedicato solo alle donne, ora è in linea generale. per Assolutamente tutti, sì, perché forse anche anzi. sono più vanitosi gli uomini.
Anzi, in gli molte uomini circostanze. hanno molto bisogno di essere orientati, anche con meno strumenti se vogliamo, ma hanno bisogno di essere orientati. Quindi il lookmaker in realtà è in grado di arrivare a consigliare chiunque. Certo. 1 minuto al termine, mi raccomando. Veloci, 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 veloci. C'è un bel ritmo però, a me piace. Ultimi ritocchi. Vediamo poi quale sarà il team che si è trovato più a proprio agio nel lavorare sotto pressione, esatto, anche perché il gioco di squadra abbiamo detto fondamentale. anche quanto la velocità possa creare anche un po' di tensione nell'esecuzione dei lavori, quindi vediamo chi è riuscito a partire con un progetto, una preparazione Certo. per arrivare anche velocemente. Anche perché qui, diciamocelo, 15 minuti sono, insomma, Sono pochi. Sono pochi. Sì. Può 10, fare. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop alle spazzole! Prego, girate. Eccoli qua. Quando dico stop è stop. Mi raccomando, mi raccomando. Eccoci qua. Vogliamo invitare le modelle ad alzarsi? Allora, giurati. Tanto Io partirei, se voi siete d'accordo, da Cassano, Magnago. Ci racconti un pochino? Abbiamo pensato a un look semplice, veloce, perché noi donne purtroppo siamo sempre di corsa, quindi velocissimo, e per una serata con le amiche, per un aperitivo. E abbiamo pensato appunto a una coda un po' simpatica e a un look un po' sbarazzino. Ok. Mestre! Eccomi qui e noi andiamo a una pericena al Papete. Oh! Eh sì, perché sì. questa ragazza è tutta fashion, ha voglia di emergere, e vorrebbe diventare una modella e noi l'abbiamo trasformata in una modella. Benissimo. Alghero! Noi abbiamo optato per un look da lavoro d'estate. Non eri convinta? Sei convinta adesso? Mi viene l'ansia e non riesco a parlare. No, ma che ansia! Ah, È un look da lavoro. Siamo un look da lavoro. benissimo. Sciacca! Allora, noi abbiamo pensato di fare una colazione con un'amica alla nostra modella, perché la mattina non ci teniamo molto a sistemarci quei 5 minuti che ci vogliono, e quindi siamo andati sulla colazione con un'amica. Bene, bravi. Giurati, prego, a voi la parola. Che ne dite? Un primo feedback. Una bella sfida. Una bella sfida. Sì. Sì. Molto. Tutte hanno rispettato un pochino la linea e belle, mi piacete tantissimo. Molto. Diciamo che in generale hanno realizzato un pochettino dei look prêt-à-porter, un po' diciamo quasi da tutti i giorni, quindi carini, sì. Sergio, mi dici, non mi dire chi, ma dimmi, c'è un pizzico di estro, di fantasia, di frizzantezza? E ti dico la verità, Marco, era proprio quello che dicevo all'inizio, di avere quel pizzico di follia che durante anche nella vita o anche a livello professionale serve sempre, perché dà quella spinta e quell'estrosità e quella differenza dal comune. Quindi Sì, questo speed test ce l'ha data questa risposta? sì, devo dire di sì, e ti dico, mi piace molto questa follia. Benissimo. Non dico altro. Allora, i nostri giurati possono iniziare a votare, prego. Prego. Stefania, io ho un'idea un po' particolare. Vorrei analizzarla un po' con te. Sì. Allora, questa quarta puntata è completamente diversa come stile.
da quelle che Decisamente. abbiamo visto fino ad oggi. Decisamente. Sbaglio? No, non sbaglio, il bello è questo. Intanto vestire una donna comporta una variabilità di situazioni e anche di opzioni che abbiamo a disposizione che è estremamente interessante. Cioè abbiamo toccato un altro tema E completamente. quindi noi vediamo che in ogni puntata, anche magari per situazioni che si possono assomigliare nella descrizione, abbiamo stili diversi. Quindi questo fa parte proprio di questo universo dello stile femminile su cui bisogna riuscire anche a lavorare con delle competenze. Beh, complimenti ai nostri autori perché Certo. stiamo diversificando Sì, in maniera sì, incredibile. esattamente. E non mi aspettavo sinceramente, perché vedi, anche le capitane, Sì. come in questo Sì. caso, ci sono, anche loro rispettano il look un po'... Ma certo, perché ognuno ha la propria personalità e quindi anche quando tu fai una consulenza e segui il look di una persona devi rispettare anche quello che è la un po' personalità. immagine e somiglianza. Esattamente. Bene, e allora, giurati? Vi vedo, io vi ascolto, vi sento. Ci stiamo un po' confrontando uno con l'altro. Vi state confrontando? Sì, State litigando? Allora, tu, Mirko, tu con Cristina litigate puntualmente. Noi litighiamo già È da un dietro le litigio quinte. totale. Già da dietro le quinte fino Che non è una davanti. novità. Fino a casa. Fino a casa Allora, proprio Stefania, arriviamo. gustiamoci un attimo se la regia mi dà l'ok. Le votazioni? Ce le abbiamo? Allora, LED, prego. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Un altro colpo di scena. Un altro colpo di scena. Mestre, Alghero, Cassano Magnaco e Sciacca, 15 punti. Ora ve voglio. Come commentate? Ho detto che è una bella sfida. Ora vi voglio. Come commentate? È una bella sfida. Allora, no, io invece andrei subito ai capitani. Ketty, una tua prima impressione, dai. Che dire, sbalordita. Vabbè, tutti i look sono Sbalordita bellissimi. perché ti aspettavi più punti o perché... No, tutti uguali. Tutti e Tutti quattro uguali. lo stesso punteggio, quindi... Va bene insomma, così. Va bene così. Allora, Sì, io vado la dalle sfida mie... si fa ancora più interessante. Esatto, vado dalle mie gemelline. Vedi che adesso ti microfono? Che mi dite questo risultato? Un pari merito generale mai accaduto, No. la prima volta. Ci sta. Ci sta? Ci sta questo pari merito perché comunque abbiamo tutti fatto dei look nuovi. Penso che ognuno di noi si meriti anche questo pari merito. Sei convinta di quello che dici? Sì. Sciacca! Sì, c'erano temi diversi, quindi diciamo che come dire, le regole ci sono nel creare dei look, nel creare, nel cambiare, nel entrare dentro l'anima di queste nostre clienti, eccetera. Quindi ognuno di noi ha espresso l'anima, secondo me, come ho fatto io, della nostra Marisa. Bene, questo pari merito come lo Sono felicissima. Sono felicissimo. No, e ti spiego perché. Perché è bello sfidarsi con gli altri tuoi colleghi che sono dei lookmaker come te. Perciò secondo me la sfida ci sta tutta. Bene, e allora noi cogliamo l'occasione per lanciare la seconda di sfida, lookmaker, quella un po' sì. più... Quella impegnativa. Quella impegnativa. 45 saranno i minuti a disposizione con una votazione, giurati, mi raccomando, da 1 a 10. Se siete d'accordo io darei il 3, 2, 1, vai! Via.
Sono trascorsi 15 minuti. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, Sergio, Sì. dove vogliamo andare, Sergio? Dimmi. Voglio andare in una terra bellissima, Tipo? la Sardegna. Ah, hai capito. Vado ad Alghero. Ad Alghero. Ciao Dalle ragazze. nostre gemelline. Eccole le complimenti e quello Grazie. ditemi un po' la vostra idea, quello che avevate in mente. Allora, Dimmi. andiamo assieme. Tranquilli. Sì. Allora, rilassate. io ho voluto ricreare un look di altri tempi Che cos'è? Stai Un cappello con i capelli. con i capelli. Guarda, devi vedere. io non ri- io Quindi sono dovresti come- vedere, osservare la faccia di tua sorella, che ti guarda Vabbè, mentre a questo punto ci non favelli. incuriosisce a tutti L'emozione. e Io sì, non vedere riesco a parlare, attimino ragazzi. poi dopo il finale Ragazzi, il guarda- tuo cappello realizzato. Allora, guarda, faccio una cosa. Prego, il gelato, mentre tua sorella lavora, tu commenti. Ok, allora Marcella sta creando un cappello con i capelli perché comunque a lei piacciono molto quegli anni retro, quindi vuole mischiare un po' di modernità con il retro. Ok, ok. Un mix tra passato e Sì, presente. esatto. La- Elegante. Complimenti, Come lo vedi, Sergio? coraggiose perché non è semplice. Ma noi sardi siamo coraggiosi. È quello che mi piace, brave, perché bisogna usare, Vai, perché se nella vita troppo non forte. osi, non hai vissuto, È vero, ricordatelo. è vero. Benissimo, grazie cara, grazie. Sergio, grazie. Grazie a voi. Allora, Mirko e Cristina, prego, prego, insieme, vi voglio insieme. Mirko, dove vuoi andare? Io Dimmi voglio andare da Mestre, a Mestre, prego. sì, da questa splendida donna pantera. Che mi racconti? Che ti racconto? Che questa ragazza mi ha fatto una richiesta particolare. Mi ha detto io vorrei una conciatura, ma non come le classiche conciature da surette, troppo da signora. Allora noi abbiamo pensato di fare qualcosa di giovanile e di un po' Mi sprintoso. racconti un pochino della sua armocromia, un attimino Allora, lei è una primavera, Ok. perciò sta benissimo con i colori chiari ma caldi. Ovviamente abbiamo cercato di, proprio il suo incarnato, di renderlo al massimo, e adesso Chiara sta lavorando soprattutto sul trucco, Ok. perché vorremmo proprio rendere ancora più belli i suoi occhi. Ok, Grazie valorizzarla. ragazzi. Grazie. Cristina, Sì. ce ne andiamo? A Cassano? A Cassano? Andiamo. Prego. Dalla Chetti. Allora, Chetti, Ciao. Prego. raccontaci un po' il tema che hai scelto. Allora, abbiamo scelto una serata di gala, quindi stiamo creando una conciatura elegante, ma nello stesso tempo sofisticata per una donna che non deve chiedere mai. Come conciatura, mentre sul trucco? Sul trucco stiamo ricreando tanta luce e tanta brillantezza, deve essere la protagonista della serata. Brava. Giochiamo sulla sensualità. quindi. Sulla sensualità e l'eleganza. Bravi. Brava. Grazie, curiosi di grazie vedere Mirko, grazie l'abito. Cristina. Il buon moral con me. Vieni Claudio, vieni. Claudio qui. Io vado a Sciacca dalla Lea, che già sta facendo una cosa che mi piace molto. Esatto, qui c'è. Marisa va di teatro. Complimenti innanzitutto per velocità. il coraggio. Perché è la prima volta che vedo tagliare i capelli ed è una ma è cosa una meravigliosa. cosa quotidiana invece, secondo me è una cosa proprio quotidiana. Assolutamente sì. Cioè, stai folle, stai affamato, diceva Steve Jobs. Proprio ci vuole un po' di sana follia Bene. e il Bello, mi piace. desiderio di portarti. Certo, abbiamo. Vedo già comunque fatto un delle belle forme, quindi stiamo lavorando comunque sulla morfologia del viso Sì, con il sì, taglio, sì. quindi questa è una cosa Morfologia fondamentale. viso, è la sua stagione che è inverno, quindi con dei Esatto. colori freddi, intensi, uscirà Bene, una mi piace, principessa. sono curioso di vedere il risultato, grazie. Grazie. Grazie Claudio. Siamo a 20 minuti
Vi ricordo che fra 10 minuti esatti la giuria lascerà lo studio. Mi raccomando. Ragazzi, mi raccomando perché siamo entrati nelle battute finali, quindi siamo a 25, fra 5 minuti esatti la giuria lascerà lo studio. Ci siamo, scoccati 30 minuti, giuria, prego, abbandonare lo studio, grazie. Minuti appena trascorsi, 10 al termine di questa manche lunghissima. Lookmaker test è, in questo caso non ci aspettiamo nessun ribaltamento perché questo pari merito incredibile. Stefania Fornoni, con Marco. me questo pari merito incredibile, insomma. Ma davvero, adesso vogliamo vedere come si spareggiano. Come si spareggiano. Sì. Ci facciamo un giro? Molto volentieri. Andiamo a Cassano. Me piacerebbe parlare, buongiorno, anche con le stylist perché vediamo sempre degli abiti molto belli, sì. Quindi direi che è il caso.
Sono Landini, ho un negozio di abbigliamento a Cassano Magnago dall'85. Ok, e parlaci di quest'abito. Vieni più Ho avanti. scelto un abito per un evento serale. Abbiamo guardato la sua armocromia, abbiamo scelto il suo colore, la scollatura. Bene. Un abito E senti, giovane. nel tuo negozio si trovano solo abiti da Uomo, sera? donna, sì, Ah. da sera, da cerimonia e anche da giorno. Quindi ci si può Vestire, fornire come si vuole, con grande certo. scelta. Ottimo, grazie. Dove andiamo, Marco? Ce ne andiamo a Mestre? Andiamo a Mestre. La stylist di Mestre. Eccola, Giusy. Ciao Giusy. Ciao, Ci saluti racconti a tutti. anche della tua attività? Sì, io ho cominciato a lavorare per dei brand famosi e diciamo che poi della mia passione ne ho fatto un'arte, perché comunque mi piace fare a seconda delle persone e delle donne, delle Sì. ragazze, tutti degli outfit personalizzati e particolari. Ho anche la fortuna di avere l'aiuto del mio compagno che dipinge, per cui meraviglia. lavoriamo sì, anche su pelle, Meraviglioso. giubbotti, anfibi. Abbiamo fatto degli abiti di seta dipinti portati alla mostra del cinema a Venezia. Bravi. Per cui l'ultima cosa che ci tengo a dire è che è tutto fatto a mano. Anche l'outfit di prima era stato costruito a mano e dipinto, che non si era visto sulla schiena. Complimenti. Beh, davvero complimenti. Grazie. Tra l'altro volevo Grazie. una parolina anche sulla vostra truccatrice. Ciao, Sì, ciao, visto che io stai sono facendo Chiara. un trucco davvero particolare con queste sì, è stupenda, piume. beh, lei è stupenda, quindi dobbiamo farla ancora più bella. E abbiamo pensato a questo look molto particolare, perché un po' pavoneggiante nelle Sì, nelle perché ciglia. una donna quando è bella si deve pavoneggiare, quindi Grazie Hai ragione, ragazze. grazie. 5 minuti al termine, 5. Alghero. Eccoci, Alghero. Ciao. Raccontaci della tua attività di stylist, Sì, del tuo allora, negozio. io ho un negozio ad Alghero e Sì. l'ho aperto proprio post pandemia, quindi molto coraggiosa, me lo dico da sola. E si parlava appunto prima, uno dei giurati diceva prêt-à-porter e appunto il mio negozio rappresenta proprio questo stile, molto diciamo alla portata di tutti, però particolare, fashion, un po' così, giovanile Bene, anche, bene. dai, un pizzico di freschezza. Grazie, siamo curiosi di vedere poi la resa del tuo abito con il look. Grazie, buon Grazie lavoro. ragazze, siamo giunti quasi al termine. Eccoci. Ce ne andiamo a Sciacca. Eccoci. Allora, ciao, nostra buongiorno. stylist. Ci mancano, ecco, manca Sciacca, no? Li abbiamo visti Sciacca. tutti. Ci racconti un po' dell'outfit che hai scelto e della tua attività? Sì, il nostro atelier, io collaboro con Tommaso Arena, che è il proprietario del Masi Boutique. È un atelier che veste un po' tutto, come l'outfit di prima, quindi giornaliero, che La questi serata in look teatro. da sera. Sì, in questo caso è un look da teatro. Bellissimo, da bellissimo. Allora, c'è un grande fermento, ma soprattutto, ripeto, il fermento nasce dal fatto che questo pari merito 15, 15, 15 e 15 non era mai capitato, quindi Esatto. adesso arriverà veramente il bello. C'è un po' di c'è un po' di lavorio qua. Magari c'è qualche intoppo, quindi bisogna risolvere i problemini dell'ultimo momento e le brave stylist, come nei red carpet, devono essere sempre pronte, Sempre con una pronte, spilla, una esatto. molletta, una forbice per sistemare la situazione. Ragazze, ci siamo quasi, manca pochissimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop alle spazzole! Brave, brave, brave. Brave. Allora, prego le modelle un passo avanti, gentilmente. È arrivato il momento di congedarle. Siete pronte? A fra pochissimo. Prego, 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 prego. È il momento di richiamare i miei giudici in studio. Prego, Mirko Cheyenne, Cristina Bozza,
Claudio Morel e il nostro presidente di giuria Sergio Milano. Eccoci qua. Allora, direi che siamo pronti. Siamo pronti. Vogliamo partire? Ditemi voi, partiamo da Alghero? Allora, se la regia è pronta, Alghero, prego. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un'autogrill, tra 100 video giù di lì, di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me, ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi inconscienti, giovani. Eccoci qua. Allora, la nostra capitana, sì, ci dia un feedback. Allora, ho voluto creare su questa acconciatura delle onde morbide, aggiungendo un accessorio, però ho creato con un accessorio, creando un cappello con i capelli per dare un tocco moderno, retro. Basta. Giuria, qualche domanda? Ditemi. La semplicità comunque dell'outfit, il cappello è molto originale. Carina molto la borsetta abbinata a gioiello. Avrei messo un'altra scarpa, però bella. Perché ci devi mettere un'altra scarpa? Non Andando con la borsetta? Sì, però avrei messo un'altra scarpa. No, non sto parlando, a livello di immagine mi piace, è arrivata, però avrei... Che scarpa ci avresti messo? Io una spillo. Quindi parliamo di gusto personale. Gusto cioè, tu avresti personale, messo... però nel lavoro dei capelli mi piace molto quest'idea di questo Sì, molto cappellino, originale, sì. un po' retro, bella, poi non è facile lavorare con poco tempo per questi tipi di creazioni. Quindi un mix tra passato e presente. Sergio, sei d'accordo? Allora, esco un po' fuori dal coro, nel Sì, senso che è un'altra trasmissione. che non è qui, però ho apprezzato molto l'idea, il vostro coraggio, quello di osare, mi è piaciuto. Non so se è un mio parere, ti ripeto, faccio i complimenti per il lavoro svolto, però non so se è un mio parere il fatto che mi ero immaginato un qualcosa di diverso, non so se è dovuto al tempo a disposizione, non so se all'emozione, cioè, c'è stata e vabbè ci sta. E per quanto riguarda i capelli sì, pensavo un cappello sì più rifinito, più pulito, ma sicuramente è una questione di tempo e anche l'emozione. Sicuramente è un lavoro che va fatto ha fatto il suo più gioco. tempo. Però complimenti perché siete giovani e perché avete Grazie. Talento. Grazie a voi. Ho bisogno di sentire il parere pignolo del mio pignolo. E adesso ti do il mio parere. Allora, ottima la scelta del colore dell'abito, però avrei valorizzato un momentino di più il décolleté. Quindi sei... Sì? Sì. La mia direttrice. A lei l'ardua ed ultima sentenza. No, allora, bravissime le ragazze, è molto bella la ricerca dell'acconciatura. Forse per bilanciare le proporzioni del viso poteva essere anche un'acconciatura leggermente asimmetrica per evitare di allungare troppo il viso. Sulla parte alta del busto sono d'accordo con Claudio, lei ha delle belle spalle e si poteva anche giocare di più sulla parte della scollatura. L'abito ha un colore meraviglioso, devo dire, quindi comunque la scelta a livello anche ermocromia è azzeccata. È azzeccata. Sì, sì. La capitana si sente di rispondere a queste... Beh, No, si no, può anche creare un... No, diciamo che grazie per comunque quello che avete detto. C'è sempre da imparare. Sempre. Io credo di essere agli inizi del mio percorso e quindi grazie. Ma già stai molto avanti. Brava. Grazie. Brava. Allora, una domanda che però io mi preme farvi. Siete soddisfatte? Cioè, il tempo che avete avuto a disposizione è quello, ok?
sia nello speed che nel look maker test. Siete soddisfatti? Cioè, voi avete portato a compimento quello che secondo voi era il vostro lavoro nella testa? Sì. Bello perché rispondono in due, è fantastico. Meraviglioso. Stereofonia. In stereofonia. Siete dolcissime, bene. Allora, se siamo in attesa e devo dire che 15, Stefania, ce l'abbiamo. Vediamo. Parola a LED. Vediamo cos'è successo. 48 per Alghero. Non male, non male devo dire. Allora, è la volta Aspettiamo di... Sciacca, prego. Che bella! Bella, è finita. Parola alla nostra capitana. Diciamo che siamo molto soddisfatti e Marisa si è molto fidata del nostro team, quindi abbiamo potuto lavorare veramente con leggerezza, abbiamo potuto lavorare in armonia, anche se adesso fa i ricatti, ma ormai tutto è fatto. Siamo molto contenti, pensiamo di aver messo fuori il suo temperamento, perché è una donna un po' forte ma con una dolcezza infinita, quindi volevo unire le due cose e rappresentarle in questo modo. Bene, giuria. Lea, volevo dire a Lea, e mi hai raccontato un cambiamento. Sì. Quindi in questo tuo quadro, e mi hai portato un taglio, quindi mi hai creato un taglio in diretta che non è semplice, gli hai dato veramente un tono, eleganza, che con il nero vince sempre, e mi hai creato veramente un cambiamento. Brava e complimenti. Grazie. Cristina! Non ho capito benissimo il tema. Il tema è una serata in teatro. Teatro. La signora è andata in teatro, sì. È stravolta proprio. Sì, ma è stato divertente. Devo dire che non so. Si è prestata bene comunque. Si è prestata bene, cioè si è lasciata andare. Adesso poi non so dopo le litigate, però insomma. Complimenti comunque, un bel lavoro. Grazie. Un lavoro Io meraviglioso. poi volevo puntualizzare, sì è vero che il Total Black non si sbaglia mai, ma è vero pure che questa fascia di perle è proprio per puntare. Gli ha dato quel tocco di retro che è bello nel suo scollo. Nella sua interezza, esatto. Claudio, a te la parola. Sono d'accordo con Cristina, rispetto alla prova precedente è stata completamente stravolta, ma cioè assolutamente, quindi un bel lavoro, molto bello il dettaglio comunque delle perle, che dà proprio un valore aggiunto all'outfit, bello. Sergio? Complimenti veramente, apprezzo e come ti voglio dire, la scelta della modella che non è semplice, e anche se è una bellissima donna ti faccio i complimenti. Fare un taglio è un po' una cosa insolita, il tempo a disposizione non è eccessivo, quindi per me l'accessorio della collana ci sta tutto. Total Black, poi parli con uno che insomma, bello, tutto nero. Complimenti. Grazie. Allora, cosa si rischia adesso, Stefania? Perché vedi, ormai questo pari merito sta prendendo... magari c'è un sorpasso, chi lo sa? Ma ci potrebbe essere? Potrebbe essere, magari un altro pari merito. Esatto. Quanto è Prepariamoci a rischioso, tutto. andiamo nel tecnico, quanto è rischioso effettuare un taglio
Guarda, Nel corso di un programma televisivo. può essere rischioso, ma se sai esattamente su che materiale stai lavorando e cosa vuoi fare, lo puoi fare, come in effetti lei ha fatto. Io devo dire sono incantata dall'outfit che ha creato per la sua modella, perché l'insieme è estremamente sofisticato e raffinato. È vero, le perle illuminano, ma non sono perle classiche. È un accessorio estremamente anticonvenzionale che dà quel brio ad un outfit molto, molto elegante e raffinato, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. E anche il lavoro di questa mattina, devo dire, calava proprio un'interpretazione di casual, informale, quotidiano, dove una bella signora può girare a Sciacca e a Milano anche, in pieno centro, con grande eleganza. Quindi Grazie, questo mi è piaciuto veramente tanto. Vorrei sentire il parere di questa bella signora, di questa modella che si è preparata già da mesi. Le modelle parlano e anche molto, purtroppo, in alcuni casi. Si è fatta crescere i capelli, perché voglio dire, per l'occasione doveva essere pronta, giusto? Si è fidata. Microfono, sì, grazie. Grazie. No, io sicuramente non dico di avere subito un trauma, ma quasi. Però io mi fido di Lea assolutamente, quindi so quello che fa e quindi niente, con le cardiopalma, perché io non porto capelli così corti credo da 30 anni o mai. Cioè lo ha fatto per Look Maker Challenge? Ma io non ho mai portato capelli corti. Quindi lo ha fatto mai. per noi, lo dica. È ufficiale. A questo punto sì, Bene, sì. È importante. E allora, parola a LED, prego. 51! Oh, grazie. 51. Sorpasso nei confronti di Alghero ed ora è la volta di Cassano Magnago, prego. Chetti, parola a te, prego. Niente, allora Aurora l'abbiamo preparata per una serata di gala, l'abbiamo illuminata di colori invernali perché è una donna determinata, brillante e deve splendere in questa serata di gala. Si deve vedere solo lei, nella sua totale bellezza. Bene. Giurati, prego. Vado io. Mi hai lavorato su una donna, una petite, bellissima, l'hai valorizzata, quindi me l'hai anche slanciata, e bella, gli hai dato quel tocco con l'orecchino, quindi hai valorizzato e riempito il punto giusto, onde morbide, molta modernità, eleganza, molto pulita, bella, brava. Grazie. Cristina. Sì, originale l'idea di utilizzare un solo orecchino e anche questo luccichio di glitter, visto comunque ha capelli scuri, quindi l'ha illuminata abbastanza, brava, sì. Claudio, prego. È molto moderna, attuale, mi piace, bella. Sergio? Vado io? Sì. Grazie. No, mi piace molto il colore che hai scelto, questo blu elettrico la risalta, brillantini, luccichi, sono un po' abituato a vederli perché c'è un punto luce vicino. c'è un piccolo punto luce però vicino. Contro lo stress usa lo strass. Sempre. E complimenti. Mi piace tutto nella, come voglio dire, chiamiamola semplicità tra virgolette, però è molto elegante, mi piace la ragazza, carina, complimenti. Bene. Grazie. Stefania. Eccomi.
Che mi dici? Ma ti dico intanto che anch'io ho apprezzato, i giudici hanno già fatto riferimento ad alcuni dettagli, trovo molto apprezzabile il lavoro con la asimmetria, perché rende comunque un'immagine anche più dinamica, e quindi anche lo spostamento di un orecchino, il dettaglio comunque della levigatura con metallizzato sul cappello, fatta bene, non troppo, anche nelle punte un po' sporcata, quindi anche adatta a una ragazza molto giovane, e quando indossi i colori giusti della tua palette, specialmente in tessuti riflettenti, rendi proprio potente il valore del colore che stai indossando, quindi la scelta è assolutamente azzeccata. Le proporzioni dell'abito sono giuste, quindi è un ottimo lavoro. Bene. Katy, ti senti di dire qualcosa magari che non mi aspettavo tutti questi commenti Quindi positivi, sei anzi, strafelice? sono strafelice, sì, assolutamente sì. Vedere una giuria in linea perfetta Sì, con quelle che sì, sono le tue. sì, sì. Faccio la stessa domanda che ho rivolto alle ragazze di Alghero. Anche te, anche voi anzi, Sì. la squadra, in questi 45 minuti avete raggiunto quello che era il vostro obiettivo? Sì. Non c'è un qualcosa di oddio, ce lo siamo perso per strada? No. Nulla? No. Solo un piccolo Aspetta il microfono, scusami. Prego, scusami. Io sono contenta di aver sistemato un piccolo incidente. E dici qual è l'incidente? Un po' grave. Stavo iniziando a mettere l'eyeliner e la modella si è girata, abbiamo aperto gli occhi e praticamente tutto quello che avevo già fatto si è smontato. Adesso sentiamo il dovuto- perché la modella si è girata. Sentiamo, prego, microfono, prego. Che la parrucchiera tirava i capelli. Una roba un po' comica, ma può succedere. È uno scarico. Quindi alla fine è colpa mia. Della serie, è uno scarico di responsabilità. Lei si girava perché gli tirava i capelli. Era destino. Lei mi tirava i capelli e mi sono girata, quindi benissimo. Parola, grazie ragazze. Grazie. A questo punto non ci rimane che dare la parola a LED. Prego. 48! Un altro pari merito. Un altro pari merito. Ragazzi. E allora adesso non ci rimane. Mestre, prego. Parola alla capitana Federica, prego. Allora, Irene è venuta nel nostro salone, nei nostri saloni, e ha detto che aveva una serata importantissima al Billionaire e voleva pavoneggiare. Dunque, che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato questo look giovanile, ma nello stesso tempo molto fashion. Abbiamo messo, come hai visto, queste piume sugli occhi che vanno a richiamare il dettaglio del tacco del sandalo. E un'altra cosa, tutte queste cose sono fatte a mano dalla nostra Giusy. Complimenti. Perché lei è una vera e propria stilista, in tutti i sensi, perché prende le cose, le crea, e abbiamo creato questo outfit proprio su di lei, sulle sue proporzioni, della silhouette e soprattutto in armocromia, proprio perché lei è una primavera. Dunque l'oro la va a risaltare molto di più. Benissimo. Bellissimo. La domanda che mi faccio è come mai i miei giurati non abbiano notato quella tigre. Quella tigre, vi vedo perplessi. Questa tigre. Come mai? Cristina. L'abbiamo notata. Ah, Mirko Ceieni, l'abbiamo notata. Come Che è mai? dipinta. Nessuno di voi l'ha commentata, cioè. No, Che prima è dipinta dal suo marito. all'inizio della puntata ho detto io mestre, ma vado dalla mia pantera perché non riuscivo a capire se era una pantera o una tigre quando lavoravo. L'ha dipinta il marito. E comunque c'è una vena artistica bellissima. Allora, volevo dire, questa donna me la racconta, mi ricordo un'ancella romana. In palette di primavera-estate hai inserito il bracciale
sul braccio e quindi stiamo proprio in tendenza moda. Complimenti. E questa trama nel ricamo fatta a mano è meravigliosa e hai lavorato bene sui capelli, hai quest'occhio che ricorda il tacco. Complimenti. Bello, sì. Bellissima. Sergio, ti vedo annuire. No, io direi Mestre, set, partita, incontro, nel senso... Addirittura hai dato il verdetto. No, nel senso... Il tuo personale, ovviamente. Il mio personale, non fraintendetemi. Nel senso mi piace molto il fatto di uscire dagli schemi, mi piace il fatto che parlavo di quel pizzico di follia, la scelta della ragazza è giusta, gli accessori sono vistosi, belli nello stesso tempo, rimane vistosa sì ma elegante. A me piace, complimenti. Cristina. Una mazza. Voleva dire qualcosa. Aspetta, prego. Aspetta, prego. Abbiamo cercato appositamente la culotte in setta da mettere sotto fantastica, l'abbiamo mini notata, abito. molto bella. Una mazzone in pratica. L'abito comunque lo voglio. si può. Ci Dove vai con questo abito tu? Dove vai? Metterò per tutte una lavagna. Ma non posso Io e lei ci pubblicamente. graffiamo sempre. Stiamo sempre... Attenzione a Mirko Ceiene che ha detto dove vai con questo abito. No. Cristina, scherziamo sempre. È particolarissima, sì. Bella. Molto bella, sì. Claudio. Beh, cosa dire, Mestre super fashion, con gusto. Assolutamente. Molto molto bello il dettaglio dei guanti e soprattutto ho apprezzato molto l'aver valorizzato gli occhi con quell'effetto delle ciglia che è meraviglioso, davvero. Complimenti. Bene. Ragazzi, prego. Stefania. Che mi dici? Sono curioso. Ti dico che sono davvero ammirata dal lavoro, oltre all'aspetto artigianale che ci hanno già illustrato le colleghe, ma anche dalla scelta cromatica, che non è banale, perché il monocromatico con tutta quella serie di dettagli e texture, quindi lavorazioni, trame lisce, trame lavorate, dà un'immagine molto ricca, molto ricercata, ma anche molto elegante, un po' come avevano detto i colleghi, cioè non c'è niente che stroppia. Chiaro, un lavoro del genere lo devi fare con la silhouette che si presta e con un'età che si presta, però immaginando anche di applicarlo magari a una signora, a una ragazza non più giovanissima, magari si possono estrapolare delle idee, perché non dobbiamo pensare che un look sia ego riferito e come dire, univoco solamente per un certo target, quindi anche la capacità eventualmente di interpretare certi elementi che può andare incontro anche a esigenze di età e fisicità diverse, però devo dire un lavoro molto molto ben fatto. Bene, ragazze, Grazie. avete qualcosa da aggiungere, un vostro pensiero? Che ne pensate? Allora, io nel mio team, parlo io visto che siamo soddisfattissime del lavoro che abbiamo fatto, veramente abbiamo avuto delle settimane molto concentrate, eravamo sempre sul pezzo, stavamo almeno 6 ore al giorno fra messaggi, trovarci, perché volevamo proprio che il look fosse giusto per lei e soprattutto per tutti i dettagli che avete già detto. Benissimo, non mi rimane che dare parola a LED per vedere questa Siamo quarta curiosi. puntata. Siamo tutti molto curiosi. Prego. 53 vince la quarta puntata di The Look Maker Challenge, Mestre. Sì, ok. Grazie. Allora, soddisfatte? Soddisfatte. Direi di sì. Soddisfatte. Vero? Soddisfatte, sono contenta sia per le mie colleghe e sono contenta anche per quello che effettivamente siamo riuscite a fare, perché come diceva prima Federica ci abbiamo messo parecchio tempo per fare una cosa studiata e fatta a mano, dettagliata. Complimenti a voi. Grazie. E comunque un applauso a voi. Complimenti. Grazie. Stefania.
è stato lì, perché poi la classifica è combattuta, è bella, è tutta lì, non è che c'è stato questa... Non era niente di super certo, quindi c'erano, come dire, anche delle situazioni che potevano anche ribaltarsi, quindi sono comunque contenta per tutto il lavoro che è stato svolto dai nostri gruppi. Noi siamo particolarmente felici perché vuol dire che il livello tecnico, artistico di questo programma sta crescendo notevolmente. Vi ricordo, anzi lo ricordo alle ragazze, alle squadre che non ce l'hanno fatta, che ci saranno dei ripescaggi, quindi è importante per tutti voi. Ragazzi, non mi resta che ringraziare la mia giuria, i miei autori, la mia direttrice didattica, eccola qua. Che bello, Grazie stiamo crescendo, meravigliosi. Appuntamento alla prossima puntata. Look Maker Challenge. Ciao!